Restyling delle strade, sarà un autunno di lavori ad Agrigento. Vi saranno interventi in molte vie del centro città e saranno riasfaltate anche le strade delle frazioni. Gli uffici tecnici hanno effettuato dei sopralluoghi per individuare le priorità e su quelle procederà l'amministrazione comunale con fondi propri. In questi anni abbiamo fatto degli interventi facendo delle scale di priorità, intervenendo in diverse parti della città. Rimangono diverse parti, per esempio rimane la parte a nord all'entrata, il quartiere di Fontanelle, rimane la parte al centro, diciamo, della città, alcune strade da dover recuperare, e poi rimane la parte a sud, cioè il villaggio Mosè. Il villaggio Mosè è il completamento di San Leone con il quartiere diciamo dietro il Ragno d'Oro e il viale delle Dune. Questi interventi li andremo a fare attraverso il recupero del finanziamento diciamo previsto originariamente per Via Empedocle. Stiamo proprio facendo i progetti per non perdere quei fondi e utilizzarli per la riqualificazione urbana. Interesseranno queste strade, queste aree, diciamo, della città. Grande attenzione stiamo avendo anche per Giardina Gallotti e le strade interpoderali. Andremo a inserire dentro questo progetto anche le strade interpoderali. Il sindaco Zambuto punta molto sulla tempistica con un pacchetto di interventi che prevede l'investimento di una cospicua somma. I lavori dovrebbero partire tra poco meno di un mese, anche se l'autunno non è la stagione più propizia per aprire cantieri. Infatti è più difficile lavorare per le condizioni climatiche, l'esecuzione stessa dei lavori è peggiore e si arreca maggiore disagio alla popolazione che per forza di cose usa maggiormente la macchina. Ma le strade di Agrigento e dei suoi quartieri necessitano di essere messe in sicurezza con estrema urgenza. Nel frattempo l'amministrazione comunale rispolvera il contratto di quartiere di Villa Seta. Proprio nella giornata dell'altro ieri abbiamo sbloccato il vecchio accordo di programma quadro sulle opere di urbanizzazione del quartiere di Villa Seta Monserrato, per cui una vicenda che aveva avuto vari risvolti anche a carattere giudiziario, finalmente siamo riusciti a sbloccarla. La prossima settimana prima occorrerà qua un passaggio in prefettura ad Agrigento e poi a Roma, un incontro a Roma per sbloccare definitivamente la vicenda, e quindi io spero che entro l'anno si possano appaltare questi lavori e quindi entro l'anno poter avere sbloccati i lavori sia per quanto riguarda Villa Seta Monserrato e poi dall'altro lato i lavori di cui parlavamo prima attraverso il provveditorato opere pubbliche regionali e riuscire a fare la gara entro 2 mesi, perché questi sono stati i tempi che ci siamo dati per la presentazione dei progetti, e quindi anche entro l'anno cominciare e completare diciamo, il manto stradale della città di Agrigento.